Alle porte del contest di Sydney di Sant'Isidoro per questo bellissimo festival ci troviamo in compagnia di Montebello. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ecco, allora, Montebello è il tuo nome d'arte, tu ti chiami Manuel? Manuel Sannia, sì. Manuel Sanni, ecco. Nome e cognome. Un grande rapper di casa nostra, ecco, come nasce la tua passione per la musica e soprattutto per l'hip hop? Allora, nasce quando ero piccolo da mio zio in realtà, che aveva tutti i CD dei vari rapper di quella generazione lì. Mi è sempre piaciuto il fatto del rap che fosse, al contrario di altre musiche, molto diretto, molto rude anche a volte, però dicesse determinate cose che andavano dette. Poi vabbè, la definizione di quello che è per me la musica la si trova anche nel nome, perché Montebello deriva dal latino, sarebbe Montis Bellum, quindi il monte della guerra, e quindi in un momento in cui ero ancora ragazzo ho avuto determinate situazioni e avevo bisogno di dire determinate cose, ho cominciato a scrivere e poi a registrare, anche ho continuato con live, tutte le situazioni che sono venute dopo. Mai come ora è un nome attuale in questo periodo di venti di guerra. Purtroppo sì, sempre attuale ancora, purtroppo sì. Bene, ecco Manuel, come prosegue la tua carriera? Tu hai scritto svariati brani. Sì, adesso è appena uscito il mio ultimo pezzo, si chiama Normale perché parla proprio del fatto di normalizzare determinate cose che per quanto non ci stiano bene vengono veramente fatte passare come normali per l'appunto, e quindi vi invito ad andare ad ascoltarlo su Spotify, su YouTube, su tutte le piattaforme. Benissimo, quindi tutti quanti collegati, quindi invitiamo tutti gli amici da casa a collegarsi soprattutto il 16 maggio. Il 16 maggio sì, siamo lì al Sant'Isidoro Festival e distruggiamo il palco, non letteralmente. Ma vi aspettiamo perché spaccheremo tutto. Ci vediamo lì. Ciao!